Trieste è stata la fiamma, ma cavolo ragazzi, il Veneto deve essere la candela, uniti e compatti. In rappresentanza dei portuali di Trieste, Vittorio ha voluto essere parte attiva della manifestazione pacifica contro il Green Pass, organizzata oggi in piazza Ferretto a Mestre, per dire no alle imposizioni, soprattutto nei confronti dei bambini, ora che si parla di vaccinare la fascia 5-11 anni. Io mi auguro che gli italiani si sveglino, perché tolto la storia del vaccino o non vaccino, uno può scegliere di farlo o non farlo, ma tu non mi puoi obbligare. E adesso addirittura vuoi obbligare anche mio figlio a farlo? No, scusate, una mano nel cuore io ce l'ho, siccome ho visto tanta gente che è morta per il vaccino. Un decreto di una violenza inaudita che è successivo anche all'imposizione dell'obbligo vaccinale alla categoria sanitari che rappresentiamo qui oggi, sanitari che sono stati sospesi dal lavoro ancora dai mesi di agosto, di luglio, di agosto. Sanitari che per mille motivi non si sono vaccinati, non ultimo il fatto che si erano già contagiati, quindi avevano già l'immunità elevate per tutto quello che avevano dato durante la pandemia. Proprio come racconta una di loro. Io ho fatto già 2 test e sono ancora alti, quindi andrei, diciamo, a rischio di avere una reazione. Ho contratto il Covid a dicembre 2020 fino a gennaio, 40 giorni, l'ho contratto nel posto di lavoro. Quando era marzo-aprile non camminavo più, io ho fatto 2 mesi che non camminavo, cadevo per terra, avevo parestesia alle gambe e sì, non era una condizione affatto facile. Finché poi ho trovato un bravo medico che mi ha curato, lo stesso medico che tra poco verrà sospeso, quindi perderemo veramente una persona in gamba. E dopodiché è arrivata la sospensione il 27 di ottobre. I manifestanti, un centinaio circa, si sono poi diretti con un corteo nelle principali vie di Mestre, bloccando a tratti il traffico. Noi andiamo avanti perché la gente come noi non molla mai. Hanno iniziato dei portuali a mandare avanti questa lotta e noi continueremo perché io sono sicura che le cose verranno a cambiare. Sicuramente perché siamo tanti, facciamo forza, abbiamo fede e riusciamo sicuramente ad arrivare, spero, al cuore dello Stato.